L'iniziativa del PIVEL per la libertà e l'integrità corporale è venuta lanciata in connesso con la pandemia da corona e la vaccinazione contro Covid-19. Ella pretende che la persona pertucciata detti il suo consentimento ad intervenzioni del Stadi in l'integrità corporale e spirituale. Per il comité d'iniziativa è quasi necessario perché le burgaisas ed ils burgais possano decidere vin avanti davart l'uragen corp. Il Consiglio federale del Parlamento refusano l'iniziativa. L'integrità corporale e spirituale sia già oggi francata scodrec fondamentale nella Costituzione. El protegge il corpo umano contro mince intervenzione del Stati. Da che si tratta in dettaglio? Durante la pandemia da corona, hanno il Consiglio federale dels Cantuns prendi misure per parte rigorose. La fine mira era quella da proteggere la popolazione ed evitare che gli ospedali vengano surchargiati. Durante l'ultima fase della pandemia hai da certe restrizioni per persone bec vaccinate. L'iniziativa pretende che la persona pertucciata detti il consentimento a tutte le intervenzioni del Stati in l'integrità corporale e spirituale. La nozione vaccinazione ne viene intanto bec menzionata. Il testo dell'iniziativa compiglia da principio mince azione delle autorità che può avere una influenza sul corpo umano. Una persona che ne dat bec ses consentimento ad uscire in intervenzione ne dascia bec subir disavantaggi professionali o sociali. L'integrità corporale e spirituale è già oggi fissata scodrec fondamentale nella Costituzione. Il Stati può restringere ella mo sotto determinate condizioni. Uscire dascia già oggi ne gin venir sforzate a lasciar vaccinar. La legge d'epidemie prevede mo la possibilità di un obbligatorio da durata limitata per certe gruppi di persone. Quai può per esempio essere il caso per situazioni eccezionali in partizioni sensibili dagli ospedali. Persone che ne vogliono bec a lasciar vaccinar là, stuessan eventualmente midar in un'altra partizione. Per il comité vai in questa votazione per la domanda se nus vulain lasciar decider eren l'avenir libremente davart nos corp. Ni la politica, ni l'industria farmaceutica, ni organizzazioni internazionali non duain poter decider se nos corp survegn in microchip implantabel, nanoparticles, in a manipolazione genetica, in a vaccinazione o in sece auter. Una persona sia mo libera se la senza possa decidere una responsabilità e con in gea per svadì davart quai, per quai dovri in gea all'ultima bastione della libertà. Il Consiglio federale del Parlamento refusano l'iniziativa per quai che l'integrità corporale e spirituale è già francata scodrec fondamentale nella Costituzione federale. Già oggi ne dascia per esempio ne gin venir vaccinà senza ses consentimento. Il testo dell'iniziativa saia usce general che ne saia bec cler sut che condizioni che le intervenzioni necessarie dal Stati en l'integrità corporale di una persona fissano anche possibili. Uscia può venire ingrevgiata per esempio la lavoro della polizia e della giustizia. Per tutti questi motivi raccomandano il Consiglio federale del Parlamento da refusare l'iniziativa.